Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta e avete visto, che bella sorpresa, c'è una sigla nuova, una sigla completamente nuova nella sua veste grafica, perché c'è una nuova veste grafica in tutte le produzioni del nostro gruppo televisivo, quindi non soltanto di TV7 Triveneta, ma TV7 News e tutte le altre del gruppo TV7. Un'innovazione nella via della semplificazione, soprattutto perché stiamo sempre più puntando all'interazione tra televisione digitale con i nostri canali che hanno una copertura sempre più di numerose regioni, tra cui adesso abbracceremo completamente la Lombardia raggiungendo Milano a pochi giorni, con sedi decentrate nelle varie regioni del nostro paese. Sapete benissimo che raggiungiamo anche il Lazio con Roma, ma anche perché abbiamo una piattaforma sul web, quindi le nostre trasmissioni le potete rivedere non solo nelle repliche negli altri canali, come per esempio su TV7 News, canale 87 per chi è in Veneto, 116 in Emilia Romagna e così via, ma anche sul web attraverso YouTube, di cui siamo partner, e naturalmente anche su Facebook, quindi una multipluralità di situazioni che dà delle ottime opportunità per essere informati. Siamo aderenti comunque sempre al territorio, cerchiamo di dar voce a tutti coloro che vogliono parlare e informare i cittadini, e voi cittadini che avete la responsabilità anche di quello che fate, che siete, avete l'opportunità di partecipare telefonando, mandando mail, c'è sempre la nostra mail informata, mandando i vostri messaggi e anche chiedendo di partecipare alle trasmissioni come pubblico. Per esempio il martedì sera c'è questa grossa opportunità e fatelo, approfittate. Tante volte ho detto: venite, chi ha perso il lavoro venga a lamentarsi, chi è pensionato ha una pensione di cui non è soddisfatto venga a lamentarsi, venga a dire la sua, testimoniare. Fatelo, approfittate di questi canali finché danno la possibilità di avere un'effettiva e operativa partecipazione alla vita del nostro paese e della nostra realtà. Comunque la veste grafica è un segno di un cambiamento in una via sempre di evoluzione anche della nostra televisione. E invece teniamo sempre i piedi piantati per terra con i nostri ospiti che invece tratteranno di involuzione del sistema. Valerio De Pellegrin, presidente regionale ANAP Veneto, grazie di essere qui con noi, ben arrivato. Grazie. E Franco Voltolina, presidente dell'ANAP di Venezia, ma anche componente del CUPLA. Grazie anche a lei. Grazie. Perché dico involuzione? Perché la situazione dei pensionati è sempre deteriore. Poi andiamo a parlare dei pensionati, del lavoro autonomo, ovvero degli artigiani e di tutte le attività professionali autonome che si sono realizzate nel tempo, che sono diventati pensionati, stanno vivendo una situazione di gravissima difficoltà. Sotto quali profili, quali punti di vista, quali sono gli aspetti deteriori, dove ci sono margini di miglioramento, speranze di miglioramento interagendo col governo, ma il governo dà delle aperture oppure no? Adesso vedremo di capirlo meglio insieme. Allora io partirei con lei, signor Voltolina, perché ha anche una rappresentanza nel CUPLA, ne abbiamo parlato anche altre volte, e quindi il CUPLA abbraccia tutto il lavoro autonomo, se non erro, sì, no? sono 8 categorie. Pensionati. Sì, pensionati, lavoratori autonomi pensionati, 8 categorie che in coordinamento fra loro hanno costituito questo, a livello nazionale, hanno costituito il CUPLA, che ha come compito la tutela di tutti i pensionati di queste 8 associazioni, per la tutela dei loro diritti, questo sostanzialmente, quindi da artigiani a commercianti a agricoltori, quindi la Coldiretti, la CIA, l'ANAP e altre associazioni che ci sono. E tutti insieme cerchiamo di tutelare gli interessi dei nostri associati. Ecco, cosa fa il CUPLA in modo particolare? Allora, e sì, quindi chi ci ascolta sono tanti, tra l'altro, che ci infatti, seguono come perché pensionati. per molti questo nome CUPLA non dice niente, perché magari si parla di altre associazioni di lavoratori o altre, magari uno le sente anche, no? Questa invece è proprio nata per associare, mettere assieme un mondo di lavoratori autonomi che prima era, diciamo, frastagliato, non voglio dire frastagliato. Allora, gli interessi dei pensionati, dei lavoratori autonomi sono comuni. E quindi, cioè parliamo dal commercio, uno che ha avuto un negozio, l'artigiano, settore coltivatore, ecco, bravissimo, anche il settore agricoltore, c'è di tutto. Tutti. Quindi noi siamo 5 milioni a livello nazionale e 300.000 nel Veneto.
cioè il CUPLA associa, aderiscono nel Veneto 300.000 pensionati ed è una bella fetta. Ma il nostro compito non è solo quello, cioè, di tutelare il potere d'acquisto, ma tutelare l'artigiano, il pensionato anche nei momenti più difficili. Faccio un esempio, la sanità, che è un problema, come si sa, esatto. diciamo, siccome questa è la vita, quindi quando passano gli anni possono venire anche delle situazioni di salute diversa da quando si è giovani, ovviamente no. Ecco, noi facciamo parte come CUPLA del tavolo regionale, quindi con l'assessore regionale della sanità, per discutere i problemi che riguardano il mondo della sanità. Noi ormai da un paio d'anni stiamo discutendo e siamo arrivati anche con l'assessore a buon intese per quanto riguarda l'organizzazione di medici di medicina generale integrata. Cioè, cosa significa sostanzialmente questo? Faccio un esempio banale. No? Prima ognuno aveva un problema di cura, andava dal proprio medico, sapeva che il medico lo trovava o 2 ore al mattino o 2 ore al pomeriggio e se aveva bisogno, per cortesia, telefonicamente sta cosa. Mentre con questa nuova realtà che sta venendo avanti, ecco, ovviamente con l'aiuto di medici, con l'aiuto della regione, ecco, i medici si mettono assieme e devono garantire, per legge regionale, devono garantire un'apertura 7 giorni alla settimana per almeno 20 o 24 ore. Ma si è attivata questo sistema di... perché non dappertutto... No, in alcune ASL qualcosa è stato fatto, ma c'è una forte resistenza dei medici di base. Infatti questo so che c'è... Ed è un problema ancora insoluto perché molti medici di base, quindi con le loro organizzazioni, come dire, preferiscono gestire questa nuova situazione ancora a livello individuale, magari utilizzando ovviamente tutti i sistemi web integrativi, quindi tutta l'elettronica nuova, ma evitando di associarsi con altri medici per fare un pool in modo per garantire anche il bisogno dei pensionati e dei cittadini in genere a questo servizio. C'è ancora questa resistenza e infatti proprio per questo sono da mesi come CUPLA, di cui io faccio parte anche a livello regionale, ecco, come CUPLA abbiamo chiesto un incontro all'assessore per questi motivi e latita ci sono e stiamo ancora aspettando, quindi il problema è molto serio. E infatti che questa è praticamente quello che è stato un po' l'evoluzione del sistema sociosanitario, la riforma che prevedeva questo passaggio intermedio che in realtà è proprio quello carente, perché alla fine succede che al pronto soccorso ci tornano ad andare, tornano ad afferire perché manca... ecco. Infatti una delle cole buone, nuove di questa medicina generale integrata che deve essere messa in atto è anche quella di evitare per gli incidenti o situazioni minime uno invece di andare al pronto soccorso che magari deve aspettare ore e ore mentre va dal proprio medico e quindi garantisco l'intervento in tempi reali perché deve essere aperto almeno 24 ore per l'emergenza, quindi tutti i giorni garantito, è un servizio teoricamente abbastanza buono. Lei ha fatto un riferimento importante di un'azione di vostra partecipazione. Sì. Che cosa riuscite ad ottenere? Cioè, quindi avete una massa critica, agite in concomitanza insieme al sindacato dei pensionati della CISL anziché quelli del CGL, vi ritrovate oppure siete in posizioni ancora diverse? Ci sono ancora dei problemi di differenziazione, non dovuti solo da noi, ma ovviamente di differenziazione storica che non portano, pur avendo gli stessi problemi, non portano a tutt'oggi a convenire a situazioni utili, cioè comuni per poter fare le cose assieme. Ci sono ancora questi problemi. Dovuti a che cosa secondo lei? Queste divergenze? Ma secondo me è proprio è la posizione anche economica diversa? È il fatto che... No, secondo me è proprio un problema, direi anche storico, ideologico, tradizionale, vecchio, quindi che deve essere... Bisogna superarlo, ma ci vorrà ogni cosa... Quindi ci sono ancoraggi ben precisi, alle proprie posizioni, ma tu sei il padrone, io non sono il padrone, ma voi avete... È il colore politico. Sì, è politico, esatto. Situazioni che ci sono, ovviamente... Infatti. Tenteremo di risolvere anche queste col tempo. ANAP invece, sì. ANAP che cos'è? L'ANAP è un'emanazione della Confartigianato, nata 40 anni fa
Quindi abbiamo ha un fatto il bel po' di quarantennale l'anno scorso, praticamente è nata per tutelare il pensionato artigiano, perché siamo sempre stati, praticamente abbiamo pagato, però siamo sempre stati da parte dello Stato accantonati, perché, Per quale ragione? per cui è nata... Perché non avete avuto rappresentanze Sì, sostanzialmente. i numeri iniziali erano pochi, Pochi, perché il problema pensionato, perché un artigiano vada in pensione, arriva prima, diciamo, al camposanto che alla pensione, almeno nei Cioè tempi... lavora sempre, Sì, insomma. è difficile che vada... È nato così e inizialmente la sigla era ANAP, sempre ANAP, però era, come si può dire, era Associazione Nazionale Artigiani Pensionati. Nel tempo si sono accorti, perché io parlo, sono 10 anni, 12 che sono in pensione, per cui parlo che già queste cose sono state cambiate. È rimasta la sigla, però abbiamo cambiato la parola anziani. Perché prima cosa succedeva? Che le tre, diciamo, i tre sindacati al potere associavano anche i nostri artigiani. Allora noi cosa abbiamo detto? Beh, voi associate gli artigiani e noi associamo i non artigiani. E così il nostro numero si è ampliato. Quindi strategie di marketing. No, ma è stata una cosa certo. che Utile. siamo stati costretti a fare. Per cui l'abbiamo fatta ed è stata una cosa che ha dato i suoi risultati. Praticamente l'ANAP è una delle 4 emanazioni di Confartigianato Persone. Cioè, a parte, diciamo, la Confartigianato, c'è l'INAPA, che si occupa, diciamo, delle pensioni e tutte quante annessi e connessi alle pensioni, poi ci sono i CAF, che si occupano praticamente della parte fiscale, dal 7,30 a tutte quelle cose che sono inerenti tanto agli attivi ma anche ai pensionati. E poi c'è l'ultima nata che è l'ANCOS. L'ANCOS è un'associazione, Associazione Nazionale Comunità e Sport. Praticamente si occupa del sociale, formando, diciamo, dei gruppi a livello provinciale o a livello territoriale dove si possono fare tante cose, dallo sport all'informazione, a tante cose che hanno valore per aggregare i nostri... Sempre degli artigiani, Sì, ma non solo artigiani. Questa è aperta a tutti quanti. Puoi iscriversi all'ANCOS dal bambino all'ottantenne, non ci sono praticamente nessuna, è al di fuori di quello che è ma questo è, l'ANAP. ad esempio, per conoscere che cosa fa, cosa si fa? Beh, Dove si trova? Dove si trova? Sì. Quali sono le sedi? Oppure Le sedi se normalmente sono a carattere provinciale, però anche legate ai vari comuni, come ci sono altre sigle che fanno la stessa cosa. Noi ad esempio abbiamo cominciato con il 5 per 1000, abbiamo costruito una scuola arti e mestieri a Sod Osamma in Etiopia, che funziona con il 5 per 1000, per cui è stato lavorato anche sulla zona, diciamo, di Gaza, per anche là fare opera di formazione più che altro, sempre con i soldi del 5 per 1000 che viene versato all'ANCOS. Attualmente con quei soldi le varie diciamo, province che hanno contribuito a incassare, diciamo, con il 5 per 1000 e a presentare progetti, sono state già consegnate una quindicina di auto per trasporto disabili. Quindi avete fatto per cui un sì, bel lavoro. stiamo portando avanti, questa è l'ultima nata e lo scopo è appunto anche di spingerla in questo campo, perché si opera nel sociale, si fanno questi centri dove la gente può trovarsi. Ci sono tanti iscritti? Beh, diciamo che noi come regione siamo pochissimi, perché non è stata ancora capita bene. Forse io ho avuto anche occasione di visitarne una in Friuli, di cui partecipo anche con loro, e là loro fanno praticamente, operano anche a livello, diciamo, dentro, se un associato arriva
si sposta dalla provincia di Udine e arriva in provincia, può trovare chi le fa da mangiare, perché appunto il centro è nato così, si fa di tutto dentro il centro. Può essere un torneo di bocce. Sta rivelando un mondo sconosciuto. Sì, si può, da un torneo di bocce a un torneo di carte, a una pesca sportiva, a un ritrovo dove si fa musica, ci sono tutte quante queste opportunità. Perché infatti l'ANCOS ha come compito il tempo libero. Allora, se in un territorio, in un comune, in un mandamento c'è la volontà, ovviamente volontà significa non solo io vorrei, ma persone fisiche disponibili a fare questo, è possibile costituire dei circoli, dei gruppi per tutto quello che riguarda il tempo libero del territorio, che va dalla partita a carte, dal gioco a bocce al trasporto, a aiutare i disabili se hanno bisogno. Ovviamente le risorse sono quelle che l'associazione mette a disposizione, di cui tra l'altro, come diceva... L'unica fonte, diciamo, a parte quello che può essere la tessera, che ha un valore formale, diciamo, è... Perché essendo una non profit c'è la possibilità di versare il 5 per 1000 e viene impegnato in queste cose. Ci lavorano volontari? Sì, sì. Quindi anche noi come ANAP siamo tutti volontari. Beh, quindi no, ma è encomiabile il fatto di essere volontari, ma anche dico un'opportunità, perché magari ci sono dei pensionati del lavoro autonomo, iperattivi, che non hanno bisogno di lavorare, per fortuna per loro magari, e possono sentirsi partecipi, attivi, operativi. No, ma questo qua è uno dei modi per fare aggregazione, perché appunto portarli, perché anche dei piccoli lavori che si possono fare aiutando anche le persone che hanno i problemi, i veri problemi, perché... dalle malattie all'inabilità. Sì, dal disabile a quelle cose là, hai 1000 modi per poterli aiutare a stare assieme. Vivere in comunità una realtà che è molto bella, perché ti aiuta senz'altro a fare queste cose. Io parlo da volontario che opero fuori dall'Italia, per cui... Ah, lei si sposta nei paesi dove andate ad... Beh, no, non sarebbe neanche giusto che lo dicessi qua. Io sto operando in Romania. Con bambini disabili. E sempre l'avete fatto con l'associazione? No, è un'associazione nostra, nata a Belluno, però per me è stato un cambiamento di vita enorme. Questo qua per me è stata una cosa bellissima. No, ma è una bellissima testimonianza questa, perché tante volte ci troviamo persone che effettivamente... visto che vado fuori tema che poi mi tirano le orecchie... No, ma rientra sempre il tema, perché è uno spunto per tanti che ci ascoltano che magari stanno chiusi dentro casa. È nata come Bellunesi nel mondo. Ah, i Bellunesi, sì, lo sappiamo. Essendo che fino all'800 nelle zone, noi siamo a Petrosani, siamo in mezzo ai Carpazi, ci sono state comunità di bellunesi che sono andate là via, come carpentieri, come minatori, perché è zona di miniere, e maestri, diciamo, maestri d'Asia. E così hanno lavorato, hanno formato le famiglie, poi ci sono stati gli eventi della guerra, tanti sono rimasti, qualcuno è rientrato. Andando a visitare la realtà che stavano vivendo là via, vedendo la realtà di questi bambini, con la nostra presidente, che è una signora Morena Pavei, è nato tutto questo cosa. Abbiamo visto gli asili come erano, che erano indescrivibili, bambini legati e buttati là, questa era una delle cose iniziali. È nato questa iniziativa, abbiamo costruito questa casa, è una casa di 900 metri quadri, dove ospitiamo giornalmente una novantina di bambini con problemi psicomotori, per cui abbiamo anche una fisioterapista, con problemi psichici. Quindi voi vivete lì sostanzialmente? Noi andiamo e torniamo, io adesso il giorno 22 parto, sto via 5 giorni, che abbiamo l'incontro con l'ambasciatore appunto per vedere anche queste cose. Così. E questa è una delle realtà del volontariato. Tornando invece ai nostri impegni, diciamo l'ANAP è nata sotto questa forma qua e noi anche qua portiamo avanti dei problemi, i veri problemi che ci sono per l'anziano in generale. E adesso li vediamo, perché sono diversi e voglio appunto che vengano un po' approfonditi. Comunque avete visto, prima di andare in pubblicità, volevo dire,
Sono importanti anche queste divagazioni, perché in realtà ti danno la dimensione di quanto si può fare, quanti impegni si possono trovare, anche se uno è anziano, è in pensione, magari fa la propria vita quotidiana, casa, negozio, passa delle ore a non far niente. In realtà se uno è attivo, ringiovanisce, trova nuova linfa vitale e fa qualcosa di utile, quindi si riscatta di tanti anni di lavoro dove che magari non davano soddisfazione o cosa, facendo cose importanti. Pubblicità, poi torniamo insieme.